Partita tra Matera e Teramo valida per la terza Negli ultimi giornata 20 del minuti di girone gioco il ritorno Matera ritrova lo smalto e del la lucidità dei campionato tempi di Serie migliori C1 e mette girone sotto B. con un secco 2-0 un Diamo Teramo sceso subito al lettura 21 delle settembre formazioni che imbottito di stanno per scendere difensori in campo. nell'evidente Per il intento Teramo, di portare a Buso, casa un punto. Esposito, Vittoria Sabadin, meritatissima, Garzilli, quella Pierleoni, dei lucani, Pazzi, anche se a tratti Abruzia, l'11 Piccioni, biancazzurro Simonato, De si è mosso con Berardinis, lentezza Matera, e con invece le la idee alquanto formazione confuse. è la Spesso il seguente: Matera ha Antezza, cercato la rete fermato con Pavese da cross un a intervento ripetizione che hanno non agevolato non regolare. poco i difensori Ci sembra avversari del che hanno numero affollato appunto la loro area di rigore. 8 Vediamo Piccioni. intanto al terzo minuto del Morello primo batte tempo la la prima azione relativa pericolosa del punizione. Matera, punizione battuta da Morello Molto nella tre vicino quarti di alla campo linea avversaria del fallo laterale. con tiro che Parte spiove il in tiro, piena area. in Tira a piena sua area, volta liscio di Picatrello, tutta la stopper difesa, Pierleoni, tira salva alla tiro di disperata a Picatrelli in portiere diagonale, battuto. Piccioni, azione di alleggerimento Al del 40° Teramo. del primo tempo poi una Va a delle rare prepararsi parate per di il tiro Vincenzo del Berardini, Antezza, quasi per niente rovesciata impegnato. volante Antezza, dicevamo, blocca un pallone numero partito dal 7 piede che sta a dimostrando Brugia. così il suo opportunismo e primo intervento. Andiamo non avanti senza... con le immagini e veniamo al secondo tempo. Potente da parte di Imborgia e Buso che ha controllato bene. Gambini appoggia di Al giustezza a 22° Pavese. e ancora Picatrè che indirizza al volo a rete un lancio in profondità di Pavese, ma Buso è ben piazzato e blocca. E ripropone con E veniamo ai il gol. passaggio a Morello. Siamo al una nuova 26° della ripresa, occasione da mischia gol. in area Sassanelli. del Teramo e c'è un rinvio corto di un difensore sul quale è pronto ad avventarsi Sassanelli che batte a rete 1-0. Al 32° il risultato viene messo al sicuro, Raffaele si produce in un'altra discesa travolgente e pesca Carella smarcato. Fra poco vedremo l'azione di Raffaele che riprenderà appunto un rilancio dalla difesa materana. Ecco Raffaele che scende velocissimo, supera la fascia centrale del campo e lancia Carella. Quest'ultimo si aggiusta la palla e tira all'angolo opposto della porta avversaria, niente da fare per Buso. Vediamo l'immagine del gol di Carella. Con questa rete la partita si è virtualmente chiusa.